Generale dell'Olimpus Olgiata Renato Serafini, una partita per la sua squadra che avrebbe potuto significare la quinta vittoria consecutiva, non è arrivata, doccia fredda nel finale, 3 pari, rallenta un po' la vostra corsa, comunque siete in grande recupero rispetto alla prima parte di stagione. Sì, è una vittoria che non è arrivata, ma è vero abbiamo subito il terzo gol verso la fine, però insomma è come se lo fosse, perché è stata una partita veramente ad alti ritmi, una partita stupenda, che per chi ama il calcio a 5 queste sono le partite che vorrebbe vedere sempre. Allora c'è stato forse un po' da recriminare perché avete giocato un ottimo primo tempo che invece avete chiuso sotto, alla fine siete riusciti a rimontare, però qualche attenzione difensiva vi è costata la vittoria. Quali sono le cose da migliorare, quali sono invece i punti di forza dell'Olimpus Olgiata contro le 3 squadre che in questo momento vi sono davanti? Beh, diciamo che comunque per quanto riguarda il primo tempo posso soltanto che dare merito ai miei ragazzi che comunque hanno fatto veramente il possibile e non solo, ma dare merito anche al loro portiere perché ha parato l'impossibile, è stato fenomenale sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda le altre 3 che sono davanti, vediamo adesso, stanno ancora giocando quindi non sappiamo i loro risultati, aspettiamo un attimino, il campionato è lungo, per carità, ha voglia ancora che a strada. Perfetto, grazie. Grazie.